È stato coraggioso e bravo nel presentare tempestivamente la denuncia all'autorità giudiziaria di Treviso, che ha successivamente delegato la Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini. Fondamentale per le indagini della Guardia di Finanza di Treviso, che ha bloccato un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, proprio la querela presentata da quest'ultimo. L'uomo, amministratore delegato di un'azienda della marca, dopo aver acquistato una Lamborghini Huracan GT3, aveva affidato l'auto sportiva in base ad un contratto di sponsorizzazione ad una scuderia automobilistica. Loro avrebbero dovuto gareggiare con l'autovettura mostrando sulla carrozzeria il nome dell'azienda trevigiana. Al termine del contratto di sponsorizzazione avrebbero dovuto restituire l'autovettura alla società con sede nel Trevigiano. Ma così non è stato. Abbiamo scoperto che due soggetti residenti nel Padovano avevano trattenuto indebitamente questa autovettura, hanno emesso una serie di fatture fuori dai termini contrattuali pattuiti con l'impresa trevigiana e hanno subordinato la restituzione del veicolo al pagamento di queste fatture. Il nostro intervento è stato quindi finalizzato a bloccare un vero e proprio tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore trevigiano. Le fatture emesse sono arrivate ad un importo prossimo al valore di acquisto dell'autovettura, ovvero circa 350.000 euro. L'attività investigativa delle Fiamme Gialle, scattata dopo la denuncia dell'imprenditore, ha permesso, attraverso perquisizioni eseguite tra le province di Padova e Verona, controlli incrociati, accertamenti bancari e l'acquisizione di diverse testimonianze, di ritrovare la Lamborghini in un capannone del Padovano. Il Tribunale del Riesame di Treviso ha confermato il sequestro preventivo dell'auto sportiva. Concluse ora le indagini, i due padovani dovranno rispondere del reato di tentata estorsione in concorso.